Ed è buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Buon sabato 25 luglio, buon weekend da parte nostra e siamo pronti per un nuovo appuntamento. L'appuntamento delle 12 tutti i giorni dal lunedì al sabato. Sapete tra l'altro che al sabato è una giornata particolare perché apriamo noi con questo appuntamento con la consueta rubrica del sabato che è Chiedimi pure a cura del dottor Davide Morici, uno dei tre fondatori di Io Compro Siciliano, e sapete che sempre al sabato abbiamo un altro appuntamento importante che è quello delle 14:30, che è Io Compro Siciliano Chef a cura di Alessia Smile and Food, la nostra ambasciatrice della cucina siciliana nel mondo, con il suo appuntamento per far vivere la bellezza delle ricette tradizionali e come sempre parlare dei prodotti e del territorio. Continuiamo ad andare avanti, continuiamo a camminare velocemente, siamo felici di aver letto proprio questa mattina un'altra nuova e bella notizia che proprio ieri l'ingegner Giuseppe Giorgiani, altro fondatore di Io Compro Siciliano, sempre nella rubrica Chiedimi pure del venerdì, aveva già anticipato, perché questa settimana ancora un altro bellissimo appuntamento, perché i tre fondatori hanno firmato questo protocollo di intenti con il dottor Barbuzza a Sant'Agata di Militello, presidente dell'ente Parco dei Nebrodi. Avevamo già con il dottor Merlino firmato un protocollo di intenti con il Parco delle Madonie, ed ancora andremo avanti anche con gli altri presidenti dei parchi naturalistici in Sicilia per la promozione del territorio. Io Compro Siciliano è identità, qualità e provenienza, e sapete sono i tre punti cardine del progetto di Io Compro Siciliano. Siamo veramente in tanti e quindi permettetemi di iniziare nel nostro consueto modo. Grazie. 248.578 volte grazie, grazie sempre e grazie ancora. Ancora bellissimi appuntamenti, ancora si parla di Io Compro Siciliano su Millionaire, questo articolo molto bello dedicato a questo nuovo lifestyle di Io Compro Siciliano con il brand Made in Sicily e con quelli che poi sono i punti importanti che ufficialmente verranno presentati proprio in questi giorni, ma mi piacerebbe fra poco parlarne direttamente con Davide Morici. Ancora Milano Finanza, ancora collegamenti e protocolli d'intesa con molte città del mondo, Mosca, New York, Irlanda, Svezia, insomma, continuiamo a portare avanti questo concetto di appartenenza. Io Compro Siciliano è quindi incubatore di impresa, Io Compro Siciliano è punto di riferimento per dare, così come dice Francesco Caravello, altro fondatore insieme a Giuseppe Giorgiani e a Davide Morici di Io Compro Siciliano, per dare un volto ai nostri prodotti, un volto alle nostre eccellenze che esprimono al meglio quella che è la terra siciliana. Noi oggi siamo pronti per aprire questa puntata, e oggi sarà una puntata internazionale. Apriremo con la rubrica a cura di Davide Morici, ma oggi sarà un bellissimo appuntamento internazionale perché avremo un ospite d'eccezione ed è il dottor da Malta Deo De Battista, segretario parlamentare per la protezione dei consumatori della Repubblica di Malta,
abbiamo avuto modo qualche istante prima della diretta di sentirlo durante quelle appunto che erano le prove di collegamento, un uomo di grande cultura, di grande carisma, di grande preparazione. Pensate, lui è anche un po' un cineasta, è un grande appassionato della nostra cultura, e proprio di cultura parleremo con lui, iniziando da quello che è stato poi un appuntamento culturale molto importante tra la Sicilia ed esattamente tra Palermo e La Valletta, e stiamo parlando del 2018, quando Palermo era capitale italiana della cultura e La Valletta capitale europea della cultura. Partiremo proprio da lì e poi parleremo di turismo, parleremo di rete, insomma una puntata da non perdere. Signori, io sono pronta per introdurre in questo sabato 25 luglio il dottor Davide Morici per la nostra rubrica del sabato Chiedimi pure. Ecco, qui sta per entrare in diretta con noi. Buongiorno, dottor Morici, grazie di essere con noi. Buongiorno Katiuska, buongiorno a tutto il popolo di Io Compro Siciliano, buongiorno a tutti. E allora, innanzitutto abbiamo visto proprio questa mattina quello che ieri l'ingegner Giorgianni aveva preannunciato. Abbiamo visto le fotografie ufficiali, ancora si continua a camminare velocemente. Abbiamo questo protocollo che lei mi piacerebbe adesso, insomma, ce ne citasse un po' quelli che sono stati i vostri piani quando noi parliamo di rete, ma mi piacerebbe anche, dottor Morici, in questo appuntamento odierno, parlare di Io Compro Siciliano. Noi vi sentiamo spesso nelle interviste, nelle dichiarazioni, ormai sono veramente tanti, da Uno Mattina piuttosto che riviste importanti, addirittura internazionale. C'è una rivista a New York che ha parlato proprio di Io Compro Siciliano, ma ancora si parla di incubatore d'impresa, ancora si parla del più grande marketplace della storia legati ai prodotti e alle eccellenze siciliane, ancora si parla di territorio, ancora si parla di grande qualità. Io in un'unica domanda vorrei dire: oggi io compro siciliano. Sì, Io Compro Siciliano, come ultimamente diciamo, è un macro progetto perché è tanto di tutto quello che abbiamo detto. È partito come fenomeno social, ma è partito con l'intento di supportare le aziende artigiane siciliane, quelle che vanno dal food all'artigianato d'eccellenza, per poi arrivare anche al turismo, quindi tutto ciò che è un'identità sotto forma di turismo. E questo è quello che vogliamo fare, è la nostra strategia, perché noi abbiamo voluto sin dall'inizio supportarle in un momento difficile sicuramente, ma il momento difficile deve diventare opportunità perché di fatto tutti lo dobbiamo sfruttare. Allora stiamo costruendo innanzitutto il marketplace più grande delle eccellenze siciliane, costruendo, in verità a giorni comunicheremo la data di lancio, ma fondamentalmente il marketplace è quasi l'atto finale, anche se lo lanceremo ora, di un progetto che vogliamo attuare, che è quello del supporto da dare a questi artigiani siciliani. Il supporto da tanti punti di vista. Noi parliamo spesso di scelta consapevole. La scelta la fa il consumatore, ma la scelta la fa anche l'artigiano, la fa l'azienda anche turistica, e tu scegli se vuoi presentarti in maniera adeguata, se vuoi aderire o arrivare a determinati obiettivi, oppure vuoi rimanere dove sei. E proprio per questo noi stiamo costruendo una serie di supporti sotto forma di supporti, di elementi da dare alle aziende per poter arrivare a determinati obiettivi, e la scelta la faranno anche le aziende, o perlomeno sarà anche una selezione naturale, ma fondamentalmente la selezione naturale è dettata dalla scelta. Se un'azienda vuole migliorarsi, quindi noi abbiamo tante eccellenze, lo sappiamo in Sicilia, e prova ne è anche questi protocolli che stiamo facendo con i parchi, con cui faremo anche con gli altri parchi, dove all'interno dei parchi abbiamo tanto di natura, ma abbiamo tanto di identità e di provenienza e di qualità
questa qualità la dobbiamo sempre migliorare, che non è soltanto la qualità del prodotto, ma è la qualità di come viene presentato quel prodotto, di come viene raccontato quel prodotto, di come posso presentarlo e divulgarlo quel prodotto, perché il prodotto, le nostre identità le dobbiamo promuovere, non soltanto sotto forma di prodotto fino a se stesso, ma anche di identità che portiamo avanti, che l'identità rappresenta poi l'identità di un territorio. E nei parchi ne abbiamo tantissimi, quindi noi daremo tutti quegli elementi, daremo tutti quei supporti alle aziende affinché possano accedere a determinati scenari più ambiziosi. E lo stesso lo faremo nel turismo, dove da sempre ci siamo battuti io in prima persona su quello che è la qualità dell'accoglienza, che è fondamentale. Noi oggi abbiamo un rappresentante di una realtà che di turismo sicuramente può insegnare tanto, che è la Repubblica di Malta. E quella qualità la dobbiamo veramente migliorare, dobbiamo lavorarci, dobbiamo Dottor formare. Morici, mi perdoni, io la interrompo e le do immediatamente ancora la parola. Apro e chiudo parentesi perché lei, tra l'altro, parla come presidente di Confartigianato, Turismo e Spettacolo e parla anche da proprietario di struttura extraalberghiera, quindi d'accoglienza, e quindi parla anche con cognizione di causa. Le lascio subito la parola dicendo anche oggi è un appuntamento speciale perché tra l'altro proprio in quel 2018 anche lei era presente con il dottor De Battista in quel famoso gemellaggio culturale di cui abbiamo parlato proprio ad apertura della puntata, quindi avremo modo di riparlarne. Era una chiusura ed era un sottolineare un passaggio importante, le ridò ancora la parola, prego. Negata, quindi intanto ti ringrazio. Appunto, hai parlato di qualità, ne ho parlato io, quella qualità dell'accoglienza che abbiamo sempre promosso, l'ho promossa anche attraverso della formazione, perché non possiamo più improvvisarci, non dobbiamo più improvvisarci. Se vogliamo veramente fare quel lancio, quel rilancio e supportare e strutturare meglio quello che è la nostra identità, che sia naturale o che sia anche di identità di qualità, dobbiamo formarci, dobbiamo studiare, dobbiamo avere i giusti supporti e noi li metteremo a disposizione di tutte le realtà. Sappiamo che abbiamo più di 2800 aziende che hanno aderito al nostro progetto e sono aziende che vogliamo strutturare, supportare, daremo tutti gli elementi e là ci sarà la scelta consapevole anche da parte delle aziende se aderire a determinate strategie che poi alla fine non fanno altro che incentivare la propria identità, la propria azienda, oppure voler rimanere anche su quello che si è. Ma noi per poter migliorarci dobbiamo pretendere, dobbiamo essere coscienti che dobbiamo formarci, dobbiamo studiare, dobbiamo avere gli elementi giusti e dobbiamo avere i riferimenti giusti. Oggi Io Compro Siciliano è una realtà che sta dando gli elementi giusti e ne darà sempre di più, che diventano poi riferimenti affinché la rete che siamo riusciti oggi, perché questa, come diciamo sempre, è la vera grande novità di questo progetto, siamo riusciti a mettere in rete una terra che è la Sicilia, che spesso non ha fatto questo perché il siciliano si sa è geloso del suo e preferisce andare da solo, ma dobbiamo anche andare oltre. Siamo riusciti attraverso Io Compro Siciliano a fare rete e quindi daremo i giusti elementi e i giusti supporti proprio per raggiungere obiettivi più ambiziosi, che siano nazionali, internazionali, ma sicuramente sotto le tre parole che sono qualità, identità e provenienza. Davide Morici insieme a Giuseppe Giorgiani e Francesco Caravello sono i tre fondatori di Io Compro Siciliano. Mi piace citare un'altra frase che dice spesso Francesco Caravello nel suo appuntamento quotidiano delle 18, aperitivo social. Lui dice sempre: è bello portare la Sicilia nel mondo e il mondo nella Sicilia. E questo penso che voi lo state veramente facendo in maniera bella, capillare e soprattutto professionale.
quindi grazie, mi piacerebbe leggere qualche messaggio e poi introduciamo il nostro specialissimo ed importante ospite di oggi. Allora, buongiorno Katiuska, da parte di Francesco Caravello. Buongiorno, buongiorno caro Francesco, grazie, complimenti per quello che state realizzando. Amalia Lopinto, buongiornissimo a tutti, felice fine settimana a tutti gli amici di Io Compro Siciliano. Sebastiano Musarra, buona giornata. Joseph Vincent, salve Katiuska, buongiorno caro amico. Maria Cavallaro Miele, buongiorno. Ancora Fabio Mambo, ciao chef, buongiorno. Antonella Corsini, buongiorno. E Giusy Giarrusso, buongiorno a tutti. Quindi un carissimo saluto affettuoso a tutti gli amici che stanno scrivendo sulla nostra diretta, ma anche tutti gli amici che ci seguono nei nostri video party. Grazie come sempre per essere con noi. Signori, io sono molto felice ed onorata di avere in questa giornata con noi un ospite speciale. Abbiamo con noi dalla Repubblica di Malta il segretario parlamentare per la protezione dei consumatori, il dottor Deo De Battista. Buongiorno dottore, buongiorno, benvenuto. Buongiorno Davide, buongiorno. Benvenuto e grazie di essere con noi. Beh, io prima di iniziare ufficialmente la nostra intervista vorrei, dottor De Battista, farle i complimenti. Lei quest'oggi verrà intervistato da noi in lingua italiana. Lei è un grande amatore della cultura italiana. Mi ha poc'anzi proprio aperto questa sua grande passione perché seguiva quelli che erano i programmi, ma anche i film in italiano. Abbiamo parlato di grandi attori, di Totò, di Nino Manfredi, questo per dire quanto importante è culturalmente lo scambio. E adesso entro invece nella parte ufficiale. Vedete come poi la cultura si unisce. La cultura parla poi un'unica lingua e questa è la lingua degli uomini che costruiscono per bene. Il dottor De Battista ne è assolutamente un esempio. E partirei da qui, dottor De Battista. Nel 2018 Palermo, capitale italiana della cultura, La Valletta, capitale europea della cultura. Da qui c'è questo gemellaggio culturale, dove tra l'altro sia il dottor De Battista che il dottor Morici erano presenti. Partiamo da qui. Sì, buongiorno, molte grazie per mi aver invitato sul vostro set. Sono molto contento e lieto di far parte di questa trasmissione. Nel 2017 ci siamo incontrati per caso alla Valletta. C'era Davide, c'era il vice sindaco di Palermo, Cusumano, poi ho avuto anche il piacere di incontrare il sindaco di Palermo, Orlando, ma nel 2017 ci siamo incontrati alla Valletta, parlavamo di questo progetto, Palermo capitale culturale dell'Italia e Malta, la Valletta era capitale culturale europea, ma il nostro incontro si è poi sviluppato in questo gemellaggio. Malta preparavamo per il 2018, dal 2011 facevamo i preparamenti per essere la capitale europea della cultura, e tramite la cultura, come hai appena detto lei, che si aprono tutti i porti, si aprono tutte le occasioni, e io credo che tramite la cultura può aggiungere non soltanto lo scambio culturale, ma anche lo scambio economico. Infatti io sono segretario parlamentare per gli affari dei consumatori, ma questo anche incorpora,
direttore dell'azienda come The Malta Medicines Authority, che è simile a quella AIFA, quella italiana. Allora, tramite la cultura, questi ingaggi, abbiamo anche avuto il piacere di guadagnare anche nell'industria farmaceutica. Allora, Malta, piccola com'è, ma la nostra popolazione, la densità demografica è uno dei più alti nel mondo. Allora, a parte la cultura che è mediterranea, la cultura molto simile a quella di Sicilia, molto simile, molto simile, a parte il fatto che per 150 anni siamo stati facevamo parte dell'impero britannico. Allora ha un po' cambiato la nostra, non fortuna, ma ha cambiato la nostra storia, perché tramite la cultura abbiamo tutti qui parlano inglese, più di 60 della popolazione parlano italiano, che è un nostro vantaggio, a parte che tutti parliamo maltese. Allora questa è la parte culturale, ma la nostra our size, la nostra composizione, il fatto di essere piccoli è il nostro forte, perché sì. essere piccoli per forza deve essere forti per sopravvivere. Per sopravvivere. Allora, la nostra cultura è quello di lavorare e cambiare ogni giorno, cambiare aspettative differenti, così il nostro contributo economico sarebbe più ampio. Dottor De Battista, lei Sì. adesso mi sta dicendo, e infatti volevo proprio dire una cosa, durante questo suo intervento le diceva, poi è chiaro che storicamente c'è stato anche un'opportunità che è accaduta, che è proprio quella di cambiare anche quella che è la vita storicamente di un paese, ma come vede viene fuori il fatto che dai cambi, cioè da un cambiamento può venire fuori un'opportunità. Mi piace sottolineare come da quell'incontro accaduto appunto tra Palermo e Malta ci sia stato un volere attenzionare quello che poi era un rafforzare culturalmente uno scambio, come adesso lei stava dicendo, anche economicamente ed anche, devo dire, mi piacerebbe a questo punto arrivare anche dal punto di vista turistico. E proprio qui mi piacerebbe poter avere una sua idea su quella che è, anche visto il periodo, come potrebbe essere, anche un suggerimento, visto la vostra grandissima esperienza legata all'accoglienza turistica. Tramite questo incontro poi ci sono anche, abbiamo l'Air Malta ha contribuito a fare dei voli tra la Valletta e Palermo, perché prima c'erano soltanto tra Malta e Trapani e anche tra Malta e Catania. Sì. Prima di incontrare il Cusumano, il vice sindaco, i maltesi credevano che Catania fosse la capitale della Sicilia. Dopo questo gemellaggio, i maltesi hanno riconosciuto che non è Catania che è la capitale della Sicilia, ma è Palermo. Perché quasi tutti i maltesi andavano in Sicilia e credevano che
Catania fosse ok. Catania è molto importante perché è la capitale finanziaria, può dire così, ma non credevamo che ci fosse così tanto da fare anche a Palermo. C'è la storia di Palermo e a parte la storia c'è non un altro modo di vivere, ma un piccolo aggiungimento di quella che è la Sicilia e l'Italia. Io ho imparato molto da questo incontro e a parte ho imparato, abbiamo fatto molti incontri con il nostro ministri, con i nostri ministri, con quelli di Palermo, specialmente col sindaco Orlando. Ci sono dei messaggi che mi piacerebbe leggere, dottor De Battista, e poi vorrei sentire anche il dottor Morici proprio a raccontarci di questo incontro, perché dicevamo all'inizio, dottor Morici, lei era presente, quindi mi piacerebbe che potesse dare anche lei un contributo. Allora, ci sono dei messaggi. Buongiorno da Fausta in Travaia, buongiorno bellissima famiglia di Io Compro Siciliano, buongiorno a te cara amica. Stefania Caccamo scrive: buongiorno a tutto il popolo di Io Compro Siciliano, complimenti per le collaborazioni internazionali che ci condividete. State facendo quello che una politica regionale dovrebbe fare per uno sviluppo imprenditoriale e turistico. Bravi, orgogliosa di essere con voi di Io Compro Siciliano. Mi piace proprio a questo punto, dottor Morici, partire da questo bellissimo messaggio della nostra amica Stefania Caccamo. Sì, alla fine o all'inizio, siamo all'inizio di un percorso, di obiettivi ce ne sono tanti. Questi obiettivi ci porteranno sicuramente, ne sono convinto, insieme ai 248.000 che aumentano, al successo imprenditoriale, perché questa fiducia che Stefania Caccamo dimostra nel suo messaggio, poi alla fine noi la sentiamo giornalmente, perché sempre più stiamo a girare, perché oggi lo possiamo cominciare a fare, visto che il coronavirus ci ha limitato, e sempre più questa riconoscenza da parte specialmente delle imprese che hanno toccato con mano, che lavorano e che hanno sviluppato degli indotti grazie a Io Compro Siciliano. E questo penso che è il messaggio più bello. Poi volevo dire qualcosa legandomi al dottor De Battista, sì, che è legato alla cultura, perché investire in cultura sicuramente in generale, cioè proprio la macchina che investe in cultura è una macchina che abbraccia tutto e dalla cultura porta sviluppo a un territorio. Ed investire in cultura significa tutto, quindi che siano eventi o che siano attività legate al mondo della cultura a 360 gradi, dalla letteratura alla musica allo spettacolo. L'esperienza 2018 che ci ha fatto consolidare questo rapporto che era iniziato nel 2017 come conoscenza, ci ha sicuramente fatto fare tante attività, ma anche, come diceva Ermalta, ha aumentato i voli, quindi questo è sinonimo di sviluppo, è sinonimo è conseguenziale a una politica che vuole incrementare il turismo attraverso la cultura. Quell'anno Palermo ha avuto il riconoscimento di capitale della cultura italiana, è stato un esempio di città piena di eventi, dove poi alla fine dovrebbe essere continuativa questa cosa, perché gli eventi portano ricettività, portano tanto, fanno lavorare le imprese e le aziende. E c'è stato uno degli eventi che abbiamo promosso insieme all'inizio del 2018, che è stato il Click Day, che abbiamo organizzato in un luogo di Palermo, che sono i cantieri culturali alla Zisa, alla presenza di varie istituzioni, tra cui c'era il dottore De Battista e anche il ministro Di Gozzo, insomma varie istituzioni importanti del mondo maltese, proprio per rafforzare questa unione tra Valletta, capitale della cultura europea, e Palermo, capitale della cultura italiana.
Ci sono dei messaggi, poi vorrei concludere questo appuntamento di oggi facendo una domanda sia al dottor De Battista che a lei, dottor Morici, ma arrivo subito. Raffa Maria Angela dice: buongiorno, bellissima famiglia di Io Compro Siciliano. E poi rispetto a quello che diceva lei poc'anzi, dottor Morici, il fatto di essere da supporto ed essere vicini a tutti, ad ognuno dei 250.000 amici quasi che popolano il nostro meraviglioso, la nostra realtà di Io Compro Siciliano. Giusy Giarrusso scrive: il supporto da parte vostra non manca. Mi consta personalmente sempre tutti disponibili, il dottor Morici a dare anche il suo parere, quindi come vedete c'è anche la conferma di messaggi da parte dei nostri amici e mi piace anche dire quanto è bello ancora oggi, dopo i nostri quasi 3 mesi, anzi adesso andiamo verso i 4, quanto è bello leggere quando gli amici ci scrivono: grazie a voi ho lavorato anche in un periodo di crisi, grazie a voi, grazie a voi. E questa è una cosa che riempie, perché si dà un senso ed un valore a quello che si sta facendo, ancora un valore ancora più forte. Dottor De Battista e dottor Morici, lo chiedo ad entrambi. Io Compro Siciliano, ma anche poi quella che è stata la vostra vita professionale, ognuno nel vostro settore, ognuno con la propria esperienza. Ma nella fattispecie Io Compro Siciliano diventa quindi rete, diventa unità di intenti, diventa promozione del territorio, diventa promozione dei prodotti, diventa promozione dell'artigianato, diventa fitta intensità legata a quelle che sono collaborazioni che possono diventare sempre di più un flusso generatore di imprese. E allora chiedo, ma in questa rete si potrebbe immaginare un nuovo tassello Repubblica di Malta Sicilia? Parto dal dottor De Battista. Sì, tramite, a parte la cultura e i prodotti siciliani e quelli maltesi, importante che noi esploriamo tutti gli altri aspetti, anche quello turistico. Potrebbero organizzarci non soltanto tramite i 2 isole, ma tramite che turisti che vengono qui a Malta andranno in Sicilia e viceversa, quello che andranno in Sicilia vengono qui a Malta, specialmente quando viene da fuori dal continente, quando vengono dall'Asia o dall'America. A parte questo, c'è anche abbiamo delle industrie qui a Malta che abbiamo bisogno della manodopera, ma manodopera anche specializzata. Mi sto riferendo all'industria farmaceutica. Qui a Malta abbiamo bisogno di almeno 200 farmacisti, poiché a Malta abbiamo un numero alto per capita, comparandolo all'Europa, di farmacisti che sono tutti laureati qui a Malta, ma la nostra industria farmaceutica chiede di più. E io sono sicuro che si trovano qui vicino, soltanto 70 chilometri in su, dei farmacisti che qui a Malta possono imparare l'inglese, ma è facile anche far comunicare con voi italiani, siciliani, che tramite la lingua che si può fare di più e introdurre i vostri farmacisti qui a Malta per far conoscenza e lavorare nei nostri industrie farmaceutici. Perché Dottor Morici, ma ha visto quanto
poi io compro siciliano diventa immediatamente opportunità? Mi sembra quasi veramente un... No? Quando si dice noi facciamo la politica del fare, no? Questa cosa dell'essere immediati, facciamo, e beh, direi che oggi è stato veramente tangibile, no? Questa politica del fare di Io compro siciliano. Assolutamente sì, dottore De Battista, ormai dico lo conosco e rappresenta questa politica del fare, è una persona attiva che crede e promuove in maniera eccellente quello che è il prodotto maltese, quindi sicuramente creare connessioni con realtà e con, si sa, dietro le realtà c'è sempre l'uomo e ritorniamo a quello che dicevo all'inizio, a quella scelta consapevole. Noi daremo tante opportunità e creeremo tante opportunità. Il coronavirus ha fatto tanto danno, ma dobbiamo vederlo come un'opportunità per ripartire. E realmente impegnarci è quello che è riqualificarsi. Non possiamo pensare di accedere a determinati a livello internazionale, quindi a scenari internazionali se non siamo strutturati. E questo vale per l'azienda piccola, dove spesso abbiamo in Sicilia quelle aziende che sono fatte soltanto dal titolare, che poi è lo stesso produttore ed è lo stesso artigiano, insomma, è tutto in una persona. Allora dobbiamo scegliere, avere coscienza per poter scegliere e scegliere dove vogliamo arrivare. L'obiettivo non deve essere il successo, ma quello è una conseguenza. E lo stesso sicuramente è implicito questa connessione con Malta e per quanto riguarda il turismo, creare quelle partnership proprio affinché turisti internazionali, come diceva il dottore De Battista, possano passare dalla Sicilia e da Malta e viceversa, e quindi di conseguenza creare quella proposta integrata. E queste sono opportunità. Noi, come abbiamo detto tante volte, nel progetto Io compro siciliano sul turismo puntiamo tantissimo con i nostri prodotti, con la Sicily City Pass, col portale del turismo, e sappiamo bene quanto è importante una relazione internazionale. L'abbiamo visto con la Russia, l'abbiamo visto con tanti altri paesi. Oggi una collaborazione veramente importante col dottor De Battista, che rappresenta la Repubblica di Malta e che veramente è una persona che personalmente conosco e so quanto è fattivo, quella politica del fare. Bene, noi a questo punto siamo arrivati proprio quasi a chiusura, ci sono ancora dei messaggi da parte di Cosimo Chimenti. Buongiorno, grazie Cosimo per i complimenti. Ancora Sara Saetta, bellissima iniziativa Io compro siciliano. Ho già acquistato grazie alla pagina, invitando molti amici a seguirla. Facciamo da soli quello che i nostri politici non hanno fatto per tanto tempo, vogliamo realmente fare. Ciao cara Sara, grazie. Bene, carissimi signori, oggi è sabato, abbiamo altri 2 appuntamenti importanti. Ricordate 14:30 Io compro siciliano chef con Alessia Smile and Food, ore 18 aperitivo social con il mitico Francesco Caravello, non mancate. A questo punto, carissimo dottor De Battista, noi dobbiamo chiudere nel nostro consueto modo. Capisco, lei ha un ruolo istituzionale molto importante, ma le assicuro che questa è una prassi d'obbligo per chiudere il nostro live delle 12. Potrebbe gentilmente, carissimo dottor De Battista, avvicinarsi alla Camera, e anche lei, dottor Morici, potrebbe gentilmente avvicinarsi. A questo punto dovremmo ripetere tutti e tre. Io compro siciliano. Siciliano e anche maltese. E anche maltese, Assolutamente. Dottor De Battista, grazie per essere stato con noi, è stato veramente un grande onore. È un piacere, a casa nostra. Grazie, grazie davvero. Grazie al dottor De Battista. Ci vediamo. Verremo a Malta e soprattutto a Palermo. Esatto, l'aspettiamo qui da noi in Sicilia. Grazie al dottor Davide Morici, grazie per essere stati con noi. Questi sono gli uomini che ci piacciono. Grazie, a lunedì.
Buon weekend. Buon fine settimana. Grazie, ciao ciao.